di 2 anni precipita dal terrazzo di casa, trasportato con l'elicottero all'ospedale, ha riportato ferite non gravi, è accaduto nel pomeriggio a Conegliano. Viabilità, l'assessore regionale De Berti a Treviso annuncia a fine giugno la definitiva riapertura di Ponte della Priula e assicura non ci siamo dimenticati di Terraglio Est e Quarto Lotto. Lavorerò fino in fondo per salvare i posti di lavoro perché il marchio simbolo di un territorio rimanga veneto e riprenda il volo, così il governatore Zaia sulla crisi Stefanel. Applicata per la prima volta nella Marca una misura di prevenzione patrimoniale secondo il codice antimafia, sequestrato un terreno di un 43enne considerato il re delle truffe. Da 2 anni spacciava marijuana e cocaina in Parco Manina a Montebelluna, centinaia le dosi vendute ai ragazzini, arrestato dai carabinieri un nigeriano di 31 anni. Il razzismo non c'entra, è passato con il rosso, così il comandante dei vigili di Treviso sul caso del 55enne egiziano multato in piazzale Duca d'Aosta, giro di vite per i pedoni indisciplinati. Accordo tra Comune Mon e Trenitalia, nuovo servizio treno e bus, biglietto unico per collegare l'aeroporto Canova al centro di Treviso, 64 navette al giorno, una ogni mezz'ora. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano gli attimi di paura che si sono vissuti nel primo pomeriggio a Conegliano in via Antoniazzi, dove una bambina di appena 2 anni è caduta dal terrazzo di casa finendo nel cortile. Fortunatamente l'altezza era abbastanza ridotta, circa 3 metri, erano le 13:30, la piccola ha battuto sulla pavimentazione in cemento ferendosi e perdendo molto sangue. Immediatamente è intervenuto sul posto l'elisoccorso del 118 insieme ad ambulanze ed automedica. La bambina, figlia di una coppia di origini africane, è stata stabilizzata e trasportata in elicottero al Cafoncello di Treviso. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Dai rilievi eseguiti dai carabinieri si sarebbe trattato di un incidente domestico. La piccola stava giocando in terrazzo, i genitori che si trovavano in un'altra stanza l'hanno persa di vista qualche istante e tanto è bastato per farla cadere. Ed ora la viabilità trevigiana, oggi punto della situazione da parte dell'assessore regionale Elisa De Berti, che indica la data di riapertura di uno degli assi vitali non solo per la Marca, il Ponte della Priula. Sicuramente a fine giugno restituiremo definitivamente il Ponte Priula alla comunità. Arriva ad esporsi l'assessore regionale alla viabilità e trasporti Elisa De Berti, pur di calmare i malumori crescenti, soprattutto da chi utilizza quotidianamente uno dei ponti maggiormente trafficati della Marca e che doveva, stando alle promesse, essere già operativo da tempo. Ritardi nel cantiere che l'assessore giustifica così. Le condizioni meteo sono nemiche dei cantieri stradali. Purtroppo le condizioni del meteo degli ultimi mesi hanno inciso sulle tempistiche. Ecco perché l'unico dubbio che rimane è quello meteorologico. Il tempo, se non fa scherzi, a fine giugno saremo tutti là per la festa. E per un cantiere che si chiude, altri progetti continuano ad essere sul tavolo dell'assessore. Sappiamo che nella provincia di Treviso, per quello che è di competenza della regione, il Terraglio Est è una delle priorità. Che però al momento ha costi proibitivi. L'intervento sicuramente da 50 milioni è un intervento dove reperire 50 milioni è assolutamente difficile. Però nel confronto con Veneto Strade potrebbe uscire a breve una variante economicamente meno impattante. Altra situazione per un'altra storia infinita della viabilità di Marca, quella del quarto lotto della tangenziale di Treviso. Il quarto lotto è oggetto della riclassificazione della rete stradale da regionale provinciale ad ANAS e quindi nel momento in cui verrà fatto questo trasferimento ci siederemo al tavolo con ANAS e inizieremo a lavorare sulla progettazione. Il progetto preliminare viene tenuto buono e da lì si va avanti. E chiedono infrastrutture e servizi anche gli imprenditori trevigiani riuniti ieri in assemblea per la nomina presidente di Maria Cristina Piovesana, industriali che lavorano ad un'aggregazione più ampia e che al governo mandano un messaggio chiaro. Secondo me sarà parimenti importante e secondo me potremo veramente essere un elemento di novità importante che se chi lo deve cogliere lo coglie sarà molto importante.
Parla di Assindustria Veneto Centro Massimo Finco, ma lo sguardo va oltre e dall'assemblea l'ex Pagnossin muove i primi passi il progetto di un'aggregazione con gli industriali di Venezia e forse anche Rovigo per replicare il modello metropolitano di Milano. Piovesana neopresidente è prudente ma conferma il percorso intrapreso. Abbiamo visto anche in questo ultimo anno che per mettere insieme due soggetti c'è bisogno comunque di far tutti quanti un passetto indietro. Adesso su Venezia ci stiamo impegnando, stiamo dialogando eccetera e come ho detto prima un passo alla volta. Naturalmente bisogna trovare il giusto equilibrio tra vicinanza col territorio, dimensione dell'aggregazione o comunque trovare una formula che non faccia perdere il contatto diretto con gli associati, che è molto importante. Una realtà le cui posizioni pesano e peseranno a livello nazionale, una platea che non risparmia giudizi severi nei confronti dell'esecutivo. Piovesana sintetizza in poche parole il pensiero generale. Questo governo deve continuare se è in grado di governare. C'è forte diffidenza, meno del 20% degli imprenditori associati è intenzionato ad aumentare gli investimenti. Secondo voi uno com'è che fa a dire investo? Ma con quale? Ma uno si guarda attorno e dice ma non mi sento sicuro, non so, non c'è affidabilità. Si guarda la manovra economica che attende il governo in autunno. Siamo molto preoccupati perché ci sarà una tassa importante. Siamo stati 5 mesi fermi con un paese inchiodato dall'inizio dell'anno fino alle elezioni europee. Io credo che il tempo è scaduto. Non vorrei che arrivassimo ad agosto, periodo in cui i mercati ovviamente sono molto volatili, con una condizione molto fragile e quindi trovarci in una situazione di speculazione molto forte. Non ce lo possiamo permettere. È assemblea degli industriali nella quale si è parlato anche della Stefanella di Ponte di Piave, della richiesta di accedere all'amministrazione straordinaria definita necessaria dal CDA nella missiva indirizzata ai dipendenti. È intervenuto il presidente del Veneto, Zaia, che ha garantito dalla Regione il massimo impegno. Sentiamo. E a fianco le imprese e a fianco i lavoratori, lo diciamo anche con un bel curriculum rispetto a questo. Abbiamo gestito negli anni brutti della crisi un contenzioso collettivo al giorno. Aspetta a noi gestire questi tavoli, lo facciamo volentieri. Fra l'altro dietro queste crisi, oltre alle tragedie dell'occupazione e delle imprese, a volte c'è anche il rischio di perdere identità produttiva. Stefanella è un esempio, Stefanella è un simbolo dell'imprenditorialità del Veneto. Io lavorerò fino alla fine non solo per salvare i posti di lavoro, ma anche perché questo marchio resti qua, resti Veneto e riprenda il volo come prima. E proprio pochi istanti fa il governatore del Veneto Zaia ha commentato la notizia relativa al Prosecco. Ora la leggiamo insieme dicendo appunto che si tratta di un sogno inseguito da 10 anni. Il riferimento appunto alla notizia che è stata battuta proprio pochi istanti fa dalle agenzie, nella quale ICOMOS raccomanda che le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene siano iscritte nella lista del patrimonio mondiale come paesaggio culturale. È la raccomandazione che il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti, organo consultivo dell'UNESCO, rivolge ai membri dell'organizzazione dell'ONU che si riuniranno il prossimo 7 di luglio nell'Azerbaigian per esaminare ed eventualmente promuovere la candidatura espressa dal governo italiano. Quindi un pronunciamento, diciamo, che fa rendere sempre più in discesa questo traguardo che da tempo le colline del Prosecco trevigiano attendono. Proseguiamo ora con la cronaca. Spaccio di droga a Montebelluna, arrestato un nigeriano accusato di centinaia di cessioni di stupefacente anche a ragazzini minorenni che frequentano in città il Parco Manin. Sentiamo. Droga spacciata in gran quantità nell'area della stazione del Parco di Montebelluna. Dopo mesi di indagini, i carabinieri sono riusciti a stroncare una fiorente attività di spaccio nel centro della cittadina, attività che ha creato non poco allarme sociale perché tra gli acquirenti vi erano anche molti ragazzini. Ha permesso di documentare circa 700 cessioni tra marijuana e cocaina, di cui ben oltre 80 nei confronti di minorenni. In seguito alle indagini avviate a novembre dello scorso anno è stato arrestato un 31enne nigeriano ufficialmente senza fissa dimora, di fatto ospitato nell'appartamento di un connazionale. Tant'è che ieri, quando è stata
eseguita la custodia cautelare e quindi è stata effettuata una perquisizione nell'abitazione, gli sono stati trovati parecchi soldi, circa 4.000 euro, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dell'attività di spaccio. Molte delle banconote sequestrate erano di piccolo taglio, a testimonianza della fiorente attività di spaccio portata avanti dal nigeriano ai ragazzini di Montebelluna, studenti che si compravano la dose per lo spinello per pochi euro, una trentina i minori sentiti dai carabinieri per ricostruire le cessioni. Parecchie banconote erano di taglio piccolissimo, di 5-10 euro, a testimoniare il fatto che anche le cessioni erano minime, soprattutto nei confronti dei minorenni, per piccolissime dosi, quindi da 5 euro. Ecco. Intercettava le comunicazioni telematiche tra operatori commerciali, rubava le loro identità digitali, poi sollecitava pagamenti cambiando le coordinate bancarie per far finire il denaro in conti correnti nazionali ed esteri di soggetti compiacenti. È la tecnica utilizzata da una trentenne nigeriana individuata dagli agenti del commissariato di Iesi in collaborazione con la Mobile di Treviso come responsabile di una serie di frodi informatiche aggravate compiute nelle Marche e in Veneto. L'indagine è scattata dopo la segnalazione di un amministratore di condominio di Iesi che aveva fatto un bonifico di 45.000 euro a una ditta per pagare i lavori senza che l'importo fosse poi arrivato alla stessa. È emerso che era stato accreditato su un altro conto attivo in uno sportello trevigiano. Fingendosi quindi impiegati di banca, i poliziotti di Treviso sono riusciti a sorprendere la hacker che tentava di consegnare falsa documentazione alla direttrice dell'istituto per legittimare il proprio operato, e sarebbero altre le frodi che la donna avrebbe messo in atto appunto tra il Veneto e le Marche. Aggredito, secondo il codice antimafia, il patrimonio di un 43enne considerato il re delle truffe. Una misura di prevenzione patrimoniale è stata applicata per la prima volta in provincia di Treviso a un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Guardia di Finanza e Polizia di Stato hanno sequestrato ai fini della confisca un terreno agricolo del valore stimato di 50.000 euro di proprietà di un 43enne italiano residente nella Marca, conosciuto come il re delle truffe. Il 43enne, con diversi precedenti penali alle spalle, vive da sempre di espedienti, piccoli raggiri legati soprattutto alla compravendita di auto. La misura di prevenzione patrimoniale si basa sull'accertamento eseguito dalla Divisione Anticrimine della Questura e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Treviso della sproporzione tra i redditi dichiarati dall'uomo e il suo tenore di vita. Elementi che il Tribunale di Venezia ha condiviso, emettendo il decreto di sequestro in base alla normativa antimafia, che non trova spesso applicazione in Veneto, ma che prevede l'aggressione patrimoniale di soggetti con questi requisiti. Ieri vi abbiamo raccontato il caso di un 55enne egiziano multato per aver attraversato la strada sulle strisce a piedi ma con il semaforo rosso. Multato per il colore della mia pelle, ha detto, ma il comandante della Polizia Locale di Treviso nega e spiega la nuova linea Udura. Sentiamo. Parliamo di colori del semaforo. Il signore è stato sanzionato perché è semplicemente passato con il rosso. Gli unici colori di cui vuol sentir parlare il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, sono quelli delle luci del semaforo, non certo della pelle del cittadino egiziano di 55 anni, Fatih Wadan, che ai nostri microfoni ha denunciato di essere stato multato dai vigili urbani per aver attraversato la strada quando il semaforo pedonale di Piazzale Duca d'Aosta, fronte stazione, era, secondo la sua versione, ancora giallo. Finito nel mirino, dice, perché straniero più che per la violazione. Assolutamente no, e non vorrei che passasse il messaggio che in qualche modo è stato paventato di una specie di multa di natura razzista, assolutamente. Tra l'altro, oltre al verbale che abbiamo agli atti, ci sono anche le immagini della videosorveglianza che testimoniano che non è passato con il arancione o il giallo, ma clamorosamente con il rosso. E il 55enne non è il solo a essere stato multato per un'infrazione che in molti ritengono veniale. I pedoni devono rispettare, come tutti gli utenti della strada, i colori dei semafori. Già un utente è stato sanzionato a marzo, ho fatto una disposizione di servizio affinché gli agenti facciano ulteriori controlli sui pedoni, perché i pedoni, se attraversano col rosso, mettono in pericolo se stessi, mettono in pericolo gli altri e creano sicuramente turbative alla circolazione stradale. Linea dura quindi verso gli indisciplinati in questo periodo in cui il Comune sta
sta tra l'altro sperimentando, proprio intervenendo sui tempi semaforici, nuovi accorgimenti per rendere il traffico in città più scorrevole. Il messaggio è chiarissimo. Non solo chi gira a piedi, a chi gira in bici, a chi gira con le proprie vetture, bisogna rispettare le regole. Se si rispettano le regole, nessuno può aver timore. Restiamo in città per segnalare la presa di posizione delle minoranze a Casugana nei confronti del sindaco. Sentiamo. Sindaco, dacci l'opportunità di aiutarti a gestire al meglio questa straordinaria città. Le opposizioni alzano la voce con il sindaco Conte, non per polemica, ma perché a quanto pare il primo cittadino sarebbe un po' sordo alle loro proposte. Esiste questo problema al Consiglio Comunale dove tutta la minoranza fa domande specifiche e non otteniamo nessuna risposta. Sottolineatura più che dovuta in democrazia, sottolineano dai banchi delle minoranze, perché in genere le buone idee non hanno colore politico. Quello che dispiace, dicono i consiglieri, è che per loro non c'è tempo nemmeno nelle commissioni. Noi facciamo domande di convocazione di commissioni consigliari su temi importanti e a queste non otteniamo risposte. Il caso della Commissione Cultura, la cui domanda è stata proposta il 4 di aprile per parlare del teatro, del ruolo col teatro stabile, dell'effetto del bando dell'alta professionalità per i musei, non accade nulla. Eppure sono i diversi punti di vista a migliorare il servizio ai cittadini, come ad esempio per la vicenda delle risorgive del Cerca, che il piano degli interventi del Comune definisce oasi ecologica con fruizione didattica e turistica, decisamente difficile da concretizzare se poi si recinta tutto. Una situazione un po' ambigua che un sindaco come si deve, punzecchiano dalle minoranze, magari anche con il sostegno delle opposizioni, risolve per il bene di tutti. Il laghetto è un'area demaniale, è circondata da un'area privata. Questo non toglie che possa essere raggiunto un compromesso, che si possa fare un lavoro fatto bene, che si possa permettere sia al privato di mantenere la propria proprietà, però anche ai cittadini di poter accedere al laghetto, che è comunque un bene comune. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. TG di Treviso, rieccoci in studio, parliamo ora di suoni di Marca, avanza l'ipotesi di concerti a numero limitato sulle mura, sentiamo. È corretto che quel sito possa ospitare manifestazioni che abbiano un numero di persone adatte al sito stesso, quindi ci sarà certamente un numero contingentato di soggetti, quindi in occasione dei concerti chi prima arriverà meglio alloggerà. Suoni di Marca, manifestazione clou dell'estate trevigiana, rischia quest'anno forti limitazioni per ragioni di sicurezza legate ai concerti di grande richiamo per il pubblico, a cominciare da quello dei Village People, iconico gruppo degli anni '80. Le preoccupazioni espresse da prefetto e questore sono state al centro del Comitato Ordine e Sicurezza. Soluzioni ancora non sono state espresse, ma pare chiaro che l'edizione 2019 della Kermesse sarà diversa dalle precedenti. L'unico interesse è quello di garantire ai nostri cittadini la sicurezza negli eventi. In questo momento stiamo valutando, gli organizzatori dovranno presentare i piani che intendono applicare per la sicurezza, verranno valutati attentamente, verranno adottati gli accorgimenti in modo tale che l'evento si possa realizzare in piena sicurezza. La presenza dei mercatini sulle mura, così come la gratuità dei concerti, rendono difficile quantificare l'afflusso di gente sulle mura di Treviso e quindi sarà necessaria una nuova programmazione della manifestazione per garantire la sicurezza. Molto probabile anche il contingentamento del pubblico. Stiamo valutando insieme a tutti gli altri organi preposti, devo dire tutti insieme sono convinto che riusciremo a trovare l'equilibrio giusto per garantire la manifestazione e che la manifestazione si svolga in sicurezza. Accordo tra Comune Mom e Trenitalia, nuovo servizio treno bus a biglietto unico per collegare il centro di Treviso e l'aeroporto Canova. I risultati sono buonissimi, abbiamo oltre 17.000 utenti in 2 mesi e noi li vogliamo aumentare ovviamente questi utenti. L'aggancio con Trenitalia sicuramente ci permetterà di arrivare a numeri molto più importanti di questi.
Parte da questi risultati la nuova opportunità che lega la mobilità di marca alle ferrovie dello Stato, con questi autobus tinti di rosso a definirne il servizio. Dalle 6:40 fino alle 22:10 di ogni giorno, 64 navette collegano la stazione ferroviaria all'aeroporto Canova, con la novità del biglietto unico treno-autobus, acquistabile anche sui siti della MOM e soprattutto di Trenitalia. Abbiamo dato la possibilità a chi deve usufruire di questo servizio di averlo più visibile, a cominciare dai canali di MOM, ma soprattutto il nostro sito, che è il primo sito in Italia consultato. Per chi digita Treviso troverà Treviso Airlink proveniente da tutte le città, non solo quelle dal Veneto ma anche venendo dalle altre città, e non solo, perché tutte le iniziative di Treviso saranno visibili sul nostro sito. Una vetrina importante per Treviso, considerando che l'opzione treno più autobus può essere spesa in più giorni, con l'obiettivo di far non solo transitare ma anche ospitare il turista che fino a 2 mesi fa di fatto andava dritto verso Venezia. Accanto a questo obiettivo c'è quello più sentito soprattutto dai residenti a ridosso del Canova, che sperano nel servizio pubblico per rallentare la morsa del traffico e del parcheggio selvaggio che si ripete quotidianamente. C'è un problema di viabilità del Canova, è un problema dell'amministrazione comunale, comunque per quanto riguarda la navetta ovviamente non abbiamo problemi, entriamo all'interno del Canova e quindi la viabilità per noi è tranquilla. E nel dialogo tra MOM e Trenitalia il vero sogno nel cassetto è la riapertura della stazioncina di Santi 40. Qua abbiamo un problema di ordine economico, perché ripristinare quella tipologia di stazione ha un costo e che quindi come tale va verificato come sostenibilità. Però non l'abbiamo tralasciato, ho sentito che l'assessore ha detto poi che questo è un progetto che per il momento è là ma che non viene tralasciato, e quindi questo è positivo. Come ogni venerdì, ora spazio alle previsioni del tempo per il fine settimana e la tendenza per la prossima settimana dal generale Giancarlo Iannicelli. L'anticiclone delle Azzorre si va sistemando sempre con più forza sulle nostre zone, questo garantisce tempo stabile e allontana i sistemi perturbati, che però in parte marginalmente scorrono sulle Alpi e danno qualche fenomeno di stabilità, però nulla di molto indicativo. Quindi si prevede un fine settimana all'insegna della stabilità, un fine settimana veramente d'estate, con cielo in prevalenza sereno, qualche nube comuniforme durante il pomeriggio, ma nulla, veramente nulla di indicativo. Un tipo di tempo che ci accompagnerà poi per gran parte della prossima settimana. Venti deboli, direzione variabile, brezza sulle coste, temperature velocemente si sono portate al di sopra della media e ulteriormente cresceranno, quindi valori minimi intorno tra i 18 e i 20 gradi e valori massimi dai 28 agli oltre 30 gradi, quindi temperature veramente alte. Per finire l'alta di gradi che è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. Ci spostiamo ora in Toscana, a Fiesole, dove la storia di Tenny, la gattina dell'ospedale di Oderzo, è stata premiata da un'accademia unica al mondo, quella dei gatti magici. Vediamo. Nicoletta aveva fatto questo bel servizio assieme a Lucio Zanato e pertanto lo premiamo, anche perché non è l'unico servizio sugli animali che hanno fatto. Un premio all'attenzione che Media Nord-Est ha per gli animali, quello consegnato lo scorso fine settimana nel corso del Maggio Felino a Fiesole, la città dei gatti. A consegnarlo un'accademia unica nel suo genere. L'Accademia dei Gatti Magici è l'unica associazione al mondo che si occupa della cultura del gatto e quindi di propagandare e promuovere le opere d'arte ispirate dal gatto, che è un modo di fare cultura e animalismo insieme. Un'accademia che ha storie e nomi illustri, alcuni presenti alla cerimonia come Fiorenza Mursia, proprietaria della storica casa editrice milanese. È un premio che è nato più di 30 anni fa grazie a Marina e Giordano Alberghini, ad esempio Feltri, Gino Paoli sono alcuni dei nomi più famosi che hanno avuto questo diploma, ma anche Sergio Zavoli. Il gatto con quel suo carattere affettuoso ma indipendente che è stato centro ispiratore nelle arti. Per Leonardo da Vinci che ebbe il coraggio in pieno 1500 di mettere il gatto tra le braccia della Madonna e del bambino Gesù. Ma i gatti sono esempi positivi nelle nostre comunità, come per la scuola di Pistoia.
Gatto Bernardo è stato diplomato ufficialmente come mascotte della scuola e anche con questo l'abbiamo voluto ringraziare per la sua attività naturale e spontanea di pet therapy con tutti i nostri ragazzi, perché noi abbiamo avuto casi di ragazzi autistici con diversi problemi o crisi di panico eccetera e lui li calma in maniera sconvolgente. Ecco dunque il perché di un premio alle storie che danno visibilità ai gatti. Così anche noi siamo stati premiati per aver raccontato la storia di Tenny, la gattina dell'ospedale di Oderzo, ma la conclusione è stata per Loretta Marcucci e la sua opera di salvataggio dei gatti terremotati, che l'ha portata a diventare anche vigile del fuoco volontario. Ad agosto saranno 3 anni dal sisma del Centro Italia del 2016 che mi occupo tutti i weekend, si può dire praticamente, di gatti di alcune frazioni di Accumuli. Quello del vigile del fuoco era un sogno che avevo anche a livello personale da una vita, perché oltre ad aiutare animali aiuto anche persone, insomma, no? Ricordiamo che nella vita lei fa altro. Impiegata. È tutto per questa edizione, vi lascio tra poco a 20:10, ospiti di Ferdinando Avarino. Questa sera saranno il sindaco di Treviso Mario Conte e Stefano Busolin, presidente di Ascotrade. È tutto dunque per questa edizione trevigiana dei nostri TG, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sulle nostre regioni, ci attende un inizio di weekend all'insegna del bel tempo. E allora vediamo il dettaglio della giornata di sabato. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Non sono attese piogge. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime in ulteriore lieve aumento comprese tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia la situazione, sarà infatti una giornata soleggiata dappertutto e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime comprese invece tra 23 e 28 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno ma non si esclude qualche piovasco, specie in serata, sui settori di confine. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.